Cesare Brandi lo definì pittore vasto, aperto, pieno di sole, teso d'aria come una vela. La luce l'investe. È una giornata di maggio, col cielo accaldato di nuvole e un vento fresco che muove i panni come fossero messi ad asciugare. Restituendo così al Settecento la grandezza di Rubens e di Pietro da Cortona, la luce di Veronese e di Sebastiano Ricci. Aggiungeremmo il movimento del Tintoretto e di questo la velocità di Frescante. E non ci sarà soffitto nei palazzi nobili di Venezia, Udine, Vicenza, Milano, Würzburg e Madrid, ove morì nel 1970, che non reclamassero i suoi miti volanti nel blu. In verità, subì uno stop durante la sua carriera per volontà di Maria Teresa d'Austria, insofferente alle autocelebrazioni di nobili trasformati in Apolli ed altri dei olimpici come fecero i clerici a Milano. Seguiamone le tracce del suo luminoso passaggio, anche se, lo anticipiamo, ci sorprenderanno quelle scure, monocromatiche. Giambattista nasce a Venezia nel 1696 e nel 26 a Udine, nel salone d'onore del Palazzo Patriarcale, dipinge San Michele che scaccia dal paradiso gli angeli ribelli. Nel tumulto, Lucifero esce dalla parete grazie ad un sostegno di stucco e per la prima volta appare una nuvola bianco-luminosa che sostiene un angelo un po' sottotono. Nell'Abramo che accoglie gli angeli nel querceto di Mamre, forse perché su parete, le figure, in particolare quelle del nostro antenato, sono realistiche, ma la nuvola pare un masso mal equilibrato, tanto da ridurre la base della quercia ad una zampa d'un gigante squamato. Vezzosa è la spilla che trattiene lo spacco dell'angelo di mezzo ed i calzari da piede a testa, boccoloni compresi di indiscussa doratura. Dobbiamo supporre sia lo stesso angelo che appare a Sara, che sorridendo per l'annuncio mostra una dentatura grottesca. Nel giudizio di Salomone, troppo giovane per essere saggio, tra sventolio di bandiere, scudi alzati, nani stesi da un levriero, un consigliere adiposo, la madre vera si rivela rinunziando a rivendicare il pargolo affinché non si riduca al pupazzo illividito abbandonato sul gradino. A cadere fuori scena è l'ignoranza. La virtù sorretta da un arcangelo, senza dubbio femminile, ed avendo l'asta dovrebbe essere Michela, primizia teologale, trionfa nel soffitto di Palazzo Caselli. Nella comunione di Santa Lucia ogni stravaganza è esclusa per volontà dei committenti rappresentati sulla destra. Certamente furono guerrieri, come attesta la lancia a tre punte. Dolce e naturale è il volto della giovane,
pronta ad accogliere il Santissimo a labbra socchiuse e così le palpebre, evitandoci la macabra visione di orbite vuote. In Santa Maria del Rosario la lettura aerea va fatta dall'alto in basso. Nella foto che abbiamo scelto, angeli arroccati su una parete di nuvola di 6° grado superiore osservano che Gesù si comporti a modo, lasciando cadere il rosario nelle mani del domenicano che subito lo moltiplica, distribuendolo a fedeli, convertendo musulmani e scacciando i demoni che per non uscire di scena s'aggrappano alla cornice e persino ad un serpente. Sopiti gli ardori, Marte s'appisola, così come il retrostante equino, ma Venere non si accontenta e con la mano mostra l'imbarazzante situazione a Giunone che può rimediare ed infatti Cupido, rapido, s'appresta a fornire la faretra con le frecce dell'amore. Gli svolazzi sono d'obbligo e persino gli alberi paiono danzare. Siamo o no, dopo tutto, nel Rococò? Vi avevamo anticipato una sorpresa. Nei monocromi le sue opere paiono stucchi o statue tridimensionali, dalle superfici levigate, capaci di riflettere la luce, creare ombre, realizzare morbide pieghe delle vesti. Che ci dice lo scrittore tedesco Fernou dopo aver visto al lavoro Canova? Non si stancava mai di limare e pulire le sue opere, cercava di ammorbidire la sorda superficie del marmo dandole l'aspetto di un materiale più flessibile. A questo scopo macchiava le sue statue di fuliggine prima dell'ultima pulitura, così da rompere la brillantezza del marmo, conferendogli una sorta di mollezza di cera. Tiepolo esaltò il Rococò, ma nel suo inconscio aspirava alla classicità ed apriva uno spiraglio al neoclassicismo ed al suo miglior epigone, successore in scultura, Antonio Canova.